È finalmente un'iniziativa positiva e costruttiva su un tema su cui abbiamo cominciato a lavorare in modo molto intenso e molto convinto, che è il tema appunto della lingua e della cultura sarda. Ci sono state tante polemiche, ci sono state delle polemiche che forse non hanno fatto bene a un tema così importante, che deve essere trattato sicuramente in maniera più costruttiva e priva di strumentalizzazioni a volte anche politiche. E io penso che invece un momento come questo sia importante per segnare un nuovo passo, è un momento appunto di collaborazione comune. Mi piace pensare che a questa iniziativa partecipano esponenti della Giunta, di una maggioranza che quindi si mostra convinta e coesa nel lavoro su questo tema, operatori e associazioni che da tanto tempo si occupano di lingua e di cultura sarda, e questo è un elemento davvero importante che sottolineo con forza. In questi mesi io ho cominciato a fare non solo delle interlocuzioni che mi hanno portato a conoscere ancora meglio il settore lingua sarda, ma abbiamo anche cominciato a seminare quello che poi sarà il fulcro del lavoro che comincerà necessariamente dal prossimo anno con la programmazione che ovviamente farà l'assessorato e farà la giunta. Però in questi mesi abbiamo comunque lavorato innanzitutto nel ricucire nel creare un rapporto importante con i protagonisti del lavoro sul territorio della lingua sarda, quelli che vengono chiamati gli sportellisti e che io chiamo gli operatori della lingua sarda, che tanto hanno fatto appunto nel territorio per diffondere la cultura della lingua, per coordinare i progetti linguistici. Io li ho incontrati, ho ricevuto da loro delle indicazioni molto importanti di cui faccio tesoro per l'elaborazione dei programmi che partiranno dall'anno prossimo, e ho proposto loro, e questa proposta è stata accolta con molto favore, l'istituzione di un registro degli operatori, che appunto verrà fatto a breve e che è il punto di partenza del riconoscimento delle professionalità di queste persone. In questi mesi abbiamo però fatto anche altro. Innanzitutto abbiamo sanato una finanziaria molto difficile, perché a fronte certo di alcuni sacrifici che quest'anno si sono dovuti fare nel bilancio appunto 2014, c'erano tanti saldi non pagati. I debiti vanno pagati, e questa è una filosofia che io ho seguito in tutti i settori dell'assessorato, e quindi ci siamo impegnati a saldare tutto il pregresso, tutti i progetti che fino ad ora non avevano appunto, non c'era stata la chiusura finanziaria appunto di questi progetti, non solo dell'anno precedente ma anche degli anni insomma del 2012 e del 2011. Abbiamo poi nominato il dirigente del settore lingua sarda, la dottoressa Piga, e quindi ovviamente il settore è pienamente operativo per il lavoro che si dovrà fare, ma era comunque operativo anche in questi mesi, perché il lavoro, comunque l'input politico, viene ovviamente dall'assessore, e quindi il lavoro non si è comunque fermato all'interno del servizio e all'interno dell'assessorato. Ne dimostrazione anche una procedura molto importante che abbiamo avviato come assessorato, cioè la richiesta
al governo di poter gestire in modo autonomo i fondi della 482 del 99, che è la legge che tutela appunto le lingue minoritarie, e fino ad ora era Roma in pratica a decidere quali programmi che tipologia di programmi dovesse essere finanziata. Noi avviamo la procedura per poter gestire in completa autonomia questi fondi, e questo è un passaggio molto importante che si lega inoltre ad altre iniziative che si stanno portando avanti sia a livello regionale con delle proposte che proverranno anche dal Consiglio in una grande sintonia con il lavoro della Giunta per innovare gli strumenti normativi sulla lingua sarda, e quindi la legge 26, e poi anche a livello nazionale con la proposta fatta dal mio partito, da SEL, e in particolare dal senatore Luciano Uras, di ratificare la Carta Europea delle Lingue Minoritarie. Anche questo un qualcosa che sicuramente si poteva fare da molto prima, ma comunque nessuno aveva pensato di fare, e che consente innanzitutto di dare coerenza alla politica linguistica regionale, legandola alle politiche che vengono effettuate a proposito delle lingue minoritarie in tutta Europa, e che permette anche di avere dei finanziamenti. E quindi completando in questo modo un quadro anche di innovazione normativa che rende sicuramente più stabile la cornice normativa che norma la lingua sarda, e rende più stabile anche gli aspetti finanziari di questo settore. Quindi io penso che ci siano tutte le premesse per lavorare in modo coeso e in ottica di una vera valorizzazione della lingua sarda, di concerto con gli operatori e con veramente una comunione di intenti molto forte fra maggioranza in giunta regionale, fra maggioranza all'interno del Consiglio regionale, grazie alla collaborazione dei settori più sensibili sui temi della lingua, della valorizzazione della lingua e della cultura sarda, e quindi penso che questo sia di buon auspicio per il lavoro che abbiamo cominciato a fare e che soprattutto potremo fare insieme nei prossimi anni.